giorno 5 gennaio nella chiesa di San Luca, al margine rosso, litorale di Quartu, si è svolta la cerimonia promossa dal Centro Culturale Campilano, in cui Coccola Rosas, presidente dell'associazione di volontariato SOS di Quartu, ha ricevuto il premio su Ninni Eddu 2014. Presenti anche i volontari dell'associazione appunto SOS di Quartu, l'estratto della premiazione. Guido Sarrizzu venisse qui a dire due parole a nome della città per questa donna piccola, grande, povera. Grazie Susi per l'invito, grazie a tutti e complimenti un saluto particolare alla signora Rosas che è l'età della mia nonna, una persona che io stimo tantissimo perché io provengo da questo mondo della sanità, quindi conosco il mondo del volontariato e so cosa significa al volontariato, il tempo vissuto nella famiglia, la passione che uno ci mette e i grandi sacrifici. Spesso però anche le amministrazioni comunali, la politica non sono abbastanza attenti e sensibili a quelle che sono veramente le necessità o le richieste che ci fanno le varie associazioni che svolgono città un ruolo fondamentale e importante. Essere buoni per fare del bene non deve essere una cosa così speciale. No, noi dobbiamo fare questo. Sentiamo che c'è bisogno e corriamo. Ma vi prego, quel rosso delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi è un segno di pericolo. Vi prego, questi ragazzi, queste ragazze da anni corrono senza pensare che il pericolo